stata sottoposta a estorsione? Sul giudice, chiedo scusa, c'è opposizione, mi pare la domanda non sia conducente alla testa, cosa ne può sapere l'automotore? Questo ce lo dice la teste, non un avvocato che lo dice lei. Se è titolare di altra di azione di altra società. Sì, ma lo si chiede ai titolari delle società. Ma infatti lo abbiamo chiesto. Comunque c'è pertinenza al tema, quindi non ci sono ragioni per non ammettere la domanda. Lei può rispondere, signor. Quindi ha sentito la domanda, signor? No, non sono al corrente. Non è al corrente? No. Lei non ha mai parlato con suo padre di queste vicende, tranne che per la Gisauto, di altre vicende che riguardavano altre aziende concessionarie, non ha mai parlato? No. Non ha mai parlato con suo padre di richieste che riguardavano l'attività del Sigros? No. No. Lei sa se suo padre conosce o conosceva Benedetto Santapaola? Su giudice c'è opposizione anche su questa domanda. Può rispondere alla domanda? No. Suo padre non le ha mai detto? No. Suo padre frequenta le battute di caccia, è un cacciatore? Mio padre attualmente non frequenta più battute di caccia né caccia da qualche anno. Mio padre è sempre stato un cacciatore. Ecco, lei conosce il Cavaliere Giardina? Ha conosciuto il Cavaliere Giardina? Le risulta se il Cavaliere Giardina fosse anch'egli un cacciatore? Sì. Andavano assieme a caccia? Qualche volta sì. Ecco, ma suo padre non le ha mai parlato di persone con le quali andava a caccia? Qualche persona che andava a caccia con mio padre la conosco, dei parenti, il Cavaliere Giardino. E poi? No, non so, no. Non ho altre domande? Sì. Possiamo passare al controesame? Ci sono domande per la teste? No, signor Presidente. Può andare, grazie. Teste successivo chi è? Iacona Salvatore. È l'ultimo, signor giudice. È l'ultimo. No, quanti c'è? Si attento, si accomodi, si metta tranquillo. Come? Si metta tranquillo, forse è stanco per l'attesa. Lei è il signor Iacona? Salvatore. Dove è nato il signor Iacona? A Catania. Quando? 20 maggio 60. E vi siete dove? A Catania, Beh, veterinea 200. Guardi, alla sua destra c'è un biglietto con la formula del giuramento, se vuole leggerlo. A voce alta, signore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto in mia conoscenza. Sì, adesso ascolti le domande del pubblico ministero e risponda parlando nel microfono. Signor Iacona, che attività lavorativa svolge? Imprenditore agricolo. È socio di qualche società? Sì, la Cisauto. Da che epoca? Da fine 83. Scusi, non ho sentito. Fine 83. Fine 83. Qual è la percentuale della sua quota? 8%. 8%? Gli altri soci chi sono? Sono mia sorella Carla Iacono, Che percentuale c'ha? l'8%. E poi Giuseppe D'Amico,
Pietro Giudice, Gioacchino Russo. Gioacchino Russo. Che percentuale c'ha il Russo? Russo? Sì. Non lo so di preciso. Lei svolge qualche attività concreta nell'ambito di questa società? No, io sono solo azionista. Non ho capito, chiedo scusa. C'ho la quota e basta, non me ne occupo. Sa se la Cisauto è mai stata sottoposta oppure ha ricevuto richieste di natura estorsiva? Sì, Ci può dire in che epoca? ma io sono entrato, già c'era, si pagava già. Lei come ne venne a conoscenza? Perché sapevo che Cioè da chi l'ha saputo? dall'amministratore, Chi era l'amministratore? la signora Renata Giliberti. La signora, chiedo scusa, no? Renata Giliberti. Giliberti. E cosa le disse esattamente la signora Giliberti? Perché si doveva pagare un po' per ogni anno. Cioè quando lei subentrò già c'era questo pagamento? Sì, già c'era. Ricorda in epoca successiva al suo ingresso nella società se furono compiuti altri atti di intimidazione nei confronti della Cisauto? Ma guarda, c'è stato nell'85 c'è stato un incendio di alcune macchine, credo. E voi come vi comportaste in esito a questo altro fatto? Ma non lo so, perché io non me ne occupavo io di queste cose. Quindi Ricorda quant'era la percentuale che... glielo disse la signora Giliberti quant'era la percentuale che pagavate? Ma veniva circa un 300.000 al mese. È stata sempre di questa percentuale la somma No, corrispondente? poi è aumentata a 500.000 e poi Ricorda in che epoca aumentò? credo fino all'85 era 300.000, poi fino all'88 a 500.000 e poi è aumentata a 1 milione, credo, dopo l'88. Ma questi aumenti sa come si ebbero? E No, perché non lo so io queste cose, no. Chi glielo disse che c'erano stati questi aumenti? Ma di preciso, gli altri soci, adesso non mi ricordo preciso. Sa se qualcuno degli altri soci della Cisauto erano anche soci in altre società che gestivano concessionarie? No, non ho capito, scusi, può ripetere? Lei o altri soci della Cisauto avevano partecipazioni in società che gestivano altre concessionarie di autovetture? No, non lo so. Lei ne aveva partecipazioni? No. Il signor Russo sa se si occupava di altre concessionarie? Sì, credo di sì, però non so specificatamente quali, io credo di sì, aveva altre attività, credo. Suo padre ha partecipazioni in altre società che gestiscono appunto concessionari di auto? Sì, tra l'altro. E quali partecipazioni ha? Opel, Come si chiama? Che denominazione ha? si chiama Gidauto, Opel e Mercedes, e Mercedes. La Mercedes è la denominazione della concessionaria qual è? Merid. E chi è l'amministratore o il presidente? Lo so, io non lo so, non me ne occupo completamente. E quindi non sa in questo momento non glielo so dire perché non me ne occupo. Non se ne Io occupa. Lei che come- titolo di studio ha? Io sono perito agrario. Quindi suo padre ha la partecipazione sia nella Gidauto, mi pare di aver capito, che Sì. sia nella Meri, Sì. nella società che Sì. concessionaria Mercedes. Sì, credo sì. Ecco, queste due società hanno subito altrettante richieste estorsive Non lo so, veramente non lo so. e con suo padre di queste cose non No. ha mai parlato? No, Non ha mai parlato? no. Non ha mai detto a suo padre che la società nella quale... Mi faccia finire. Ho capito la domanda. Che cosa ha capito? Cosa ha capito? Se pagava anche in altre società che aveva No, lui.
lei non l'ha capito. Le sto dicendo, lei ha mai detto a suo padre che la Cisauto nella quale lei era socio era sotto estorsione? No. È sicuro? Sì. A lei in famiglia non ha mai parlato? No, non mi è capitato. No, non lo sapevo, cioè, non l'ho neanche chiesto. Cioè, alla Cisauto lo sapevo perché insomma ero socio, quindi lo dicevano. Lei vive per conto proprio? Sì, per conto mio. Da quanto tempo? Da qualche mese. Da qualche mese. Quindi in tutto questo periodo di convivenza fino a qualche mese fa non ha parlato? No. Sa se suo padre in altre attività economiche era sottoposto a estorsione? No, non lo so. Non lo sa. Sa se suo padre conosceva Benedetto Santapaola? Credo di sì, non lo so. Ma Credo? Penso di sì. L'abbia visto forse, ma non lo so. Dove l'ha visto? Non glielo so dire. Non ho altre domande, Presidente. Ci sono domande per il test? Può andare. Ci sono altri? Ci sono altri testimoni? Bene. D'amico Giuseppe. D'amico Giuseppe. D'amico? Buonasera, si accomodi, si siede. Le sue generalità, per favore, le sue generalità, nome, cognome, luogo, data di nascita, luogo di residenza. D'amico Giuseppe. Nel microfono, per favore. D'amico Giuseppe, nato a Catania il 24 luglio del 1936. Risiede a Catania, signor D'Amico? Risiedo a Valverde. Sì. Via Alla sua destra c'è un biglietto con la formula dell'impegno per la testimonianza. Se vuole leggerlo a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ora il pubblico ministero le rivolgerà delle domande e lei risponderà parlando nel microfono. Il pubblico ministero può procedere. Grazie. Signor D'Amico, che attività lavorativa svolge? Ho una concessionaria di automobili. Ci può dire qual è? La Opel. La? Opel. Opel. Qual è la società proprietaria che gestisce la concessionaria? La società è la Gidauto SPA. Lei che quota c'ha in questa società? Prego? Che quota c'ha in questa società? In questa società ho il 20%. Da che epoca ha fatto parte della società? Non ho capito. Da che epoca ha fatto parte della società? Dal 1988. 1988. 88. Era già costituita la società? La società è stata costituita nell'84. Nell'88 sono diventato concessionario Opel. E prima dell'88 lei che lavoro faceva? Avevo questa società dove facevo vendita di automobili. Chiedo scusa, lei ha detto che faceva parte di questa società, ha fatto parte di questa società dall'88, forse ho compreso male io, no? Come concessionario Opel. Come concessionario Opel. Sì. Della Gidauto invece faceva parte? Quando l'ho costituita nel 1984. Ho capito. E la Gidauto prima era concessionaria di qualche marca? No, non era concessionaria, è stata costituita la società nella speranza di prendere qualche marca. Nel frattempo si vendevano automobili di tutte le marche. Di tutte le marche, quindi all'84 all'88? Sì, signore.
Nel corso della sua permanenza nella società Gidauto, quindi dall'84 ad oggi, ha mai saputo, o lei personalmente ha ricevuto richieste di natura estorsive? Dall'84 all'88 no, dal momento in cui diventai concessionario Opel nel 1988 ho subito. Ci può riferire come ha subito che cosa? Abbiamo subito una bomba. Cioè vi hanno messo una bomba dove? Nel salone di via Vincenzo Giuffrida. All'interno o all'esterno? All'esterno. All'esterno. E fu fatta esplodere questa bomba? No, esplose. E che danni ha provocato questa bomba? Ha danneggiato delle auto e delle vetrine dell'autosalone. E questo fu il primo atto di intimidazione? Nel 1988. Lei e i suoi soci come vi comportaste in esito a questa vicenda? Siamo andati in questura in via Manzoni e siamo andati a fare la relativa denuncia. Perfetto. E poi è successo qualcosa? È finito? No, non è finito niente, è incominciato. È incominciato, cioè cosa avvenne? Telefonate in continuazione. Chi ricevette le telefonate? Qualcuna io. E il tenore delle telefonate, di quelle ricevute da lei, qual era? Il tenore di preparare una cifra. Venivano rivolte minacce? Certo. E qual era la cifra che veniva richiesta? Cioè prepara una borsa di soldi senza quantificare. Voi come vi comportaste in esito a queste telefonate? Ci siamo comportati dopo aver fatto la denuncia. Avete fatto un'ulteriore denuncia per le telefonate? No, un'ulteriore denuncia no, però mi sono rivolto a un mio amico che, essendo io socio di un'altra concessionaria dove sapevo che si pagava. Qual era quest'altra concessionaria? Sono socio della Cisauto. Della Gisauto? Sì. Cisauto. E la Cisauto da quanto tempo pagava? Da un paio d'anni, dall'80, 81. E lei da quando è che era socio della Cisauto? Dalla Costituzione. Dalla Costituzione. Dal 75, 77, adesso non mi ricordo quando è stata costituita. E ricorda com'è che la società, comunque i soci della Cisauto decisero di pagare? Perché sono state danneggiate delle auto, una decina di auto andarono a fuoco, oltre ai vari danni che avevano subito. A quel punto si decise di cercare. Lei era a conoscenza al momento in cui fu presa questa decisione, lei fu compulsato? Lo sapevo. Da chi l'aveva saputo? L'avevo saputo dal fatto che era stato messo la bomba. Sì, chiedo scusa, quando si decise da parte dei soci della Cisauto di iniziare a pagare, lei fu compulsato, nel senso fu chiesto il suo parere? In un primo tempo non sapevo niente. Quando è che seppe che la Cisauto pagava? Che a distanza di qualche anno. Cioè può indicare più o meno l'epoca? Ma che la posso dire? L'84, l'85. E chi glielo comunicò che la Cisauto pagava? Parlando con l'avvocato lo giudice, a cui poi mi sono rivolto per sapere cosa dovevo fare. E in quell'occasione, cioè la prima volta che gli comunicò l'avvocato giudice che la Cisauto pagava, cosa le disse? Mi disse che anche lui stava pagando e di rivolgermi a un nostro comune amico concessionario che allora fece cessare le telefonate e tutto. Chi era questo comune amico? Il Carlo Giardinas, adesso non c'è più. E lei ebbe a contattare il Giardina? Lo conoscevo benissimo da tanti anni il Giardina. E il Giardina cosa le disse? Mi dice vediamo ora cosa posso fare. E poi cosa le comunicò? Mi comunicò di pagare un tot al mese. Le disse come dovevano avvenire i pagamenti? Mensilmente. E le modalità dei pagamenti? Le modalità li mettevo in una busta e li mandavo da lui che se li andavano a prendere. Quant'era la cifra? 1 milione al mese. 1 milione. Le disse il Giardina chi aveva contattato?
Onestamente no. Ebbe mai a parlare con l'avvocato o lo giudice di questa vicenda? Ebbi a parlarne quando mi disse rivolgiti a Carlo, dice che io li sto dando a lui perché c'è... Le chiese l'avvocato o lo giudice come fosse andata a finire la vicenda dopo che si era rivolta al Carlo? Si era normalizzato tutto. Continua. Che significa si era normalizzato tutto? Cioè che non ho ricevuto più nessuna telefonata e nessun altro... Ecco, lei ha detto che l'importo che versa o che versava era di 1 milione. Sì, signore. Ecco, questo importo era quello definitivo oppure prima la richiesta era più esigua? È stato sempre di 1 milione? Da parte mia è stato sempre di 1 milione. Quando ha pagato l'ultima volta? Nel gennaio di quest'anno. Nel gennaio di quest'anno ha pagato L'ultima volta. e a chi ha versato questa? Siccome prima li mandavo a Giardina poi è morto, li mandavo alla persona che c'era là dentro in quella concessionaria, questa busta bianca. E chi era la persona che c'era? Il signor Claudio Barrica, il quale poi mi disse che non dovevo mandarle più niente e li mandai al signor Russo, che era quello che faceva da collettore momentaneamente. E questo quando avvenne, questo cambiamento, cioè da Barrica a Russo? Ma diciamo gli ultimi 5 mesi del 94, 4-5 mesi. Questo pagamento avveniva mensilmente? Mensilmente, sì signore. E non le è mai stato detto o dal Barrica o dal Giardina prima chi erano le persone che venivano a riscuotere? Onestamente non lo so. Lei non ha avuto mai la curiosità di sapere chi fossero o se fossero persone inserite in ambienti malavitosi? Sicuramente doveva essere qualcuno del genere, però non sapevo chi era. Però la curiosità di sapere se era tizio... Ma la curiosità è relativa perché il tormento che si era passato in quel periodo dalla bomba alla sistemazione mi è sembrato di stare in pace. Quindi lei ha parlato del dottor Russo come collettore, e collettore di quali somme? Cioè le somme versate provenivano da quale concessionaria? Dalla mia concessionaria. Ecco, e poi? Li mandavo da lui. Ecco, le voglio dire, oltre la Gidauto, la Cisauto era sottoposta a estorsione? Sì, però non so se penso che li mandava anche là, onestamente non ho avuto la curiosità di chiedere all'avvocato o giudice. E con il dottor Russo ha chiesto se anche lui pagava? Penso che pagava. Vabbè, non ho altre domande. Domande? Può andare? Posso andare? Sì. Barrica? Si accomodi. Le sue generalità per favore nel microfono. Claudio Barrica, nato a Catania il 5 settembre del 57. Risiede a Catania? Non ha sentito la data di Nato a nascita? Catania il 5 settembre del 57. E risiede a Catania? Residente a sì. Catania. Alla sua destra c'è un biglietto con la formula del giuramento, dell'impegno nei riguardi della testimonianza. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero e risponde parlando nel microfono.
Signor Barrica, che attività lavorativa svolge? Attualmente disoccupato. Prima che attività svolgeva? Sino al 20 luglio ero responsabile commerciale e amministratore delegato della concessionaria automotori. Automotori. Chiedo scusa, fino a che data? Fino al 19 di luglio. 19 di luglio. E 95. 95. Quando è che iniziò l'attività presso l'Automotori? Febbraio del 91. Febbraio del 91. All'epoca dell'ingresso nella società, chi erano i soci dell'Automotori? Abbiamo il presidente del consiglio di amministrazione Gioacchino Russo, il consigliere delegato. Un po' più forte, le chiedo scusa. Il presidente del consiglio di amministrazione Gioacchino Russo, amministratore delegato Iacono Ferdinando e Barrica Claudio. Però io non ero socio. Lei era dipendente? Cioè non faccio parte dello statuto, chiaramente, come. Cioè dipendente della società? Dipendente della società, svolgevo lavoro subordinato. Di cosa si occupava esattamente nell'ambito della società? Dei rapporti prevalentemente con la casa madre, nella gestione globale delle vendite, magazzino ricambio, officina, usato, un po' tutto, gestione del personale. Un po' di silenzio in aula, per favore. Le risulta che l'Automotori sia mai stata sottoposta ad estorsione? Sì. Come le risulta? Anche attraverso i giornali, attraverso la stampa. L'Automotori? Cioè il gruppo, diciamo, delle concessionarie dove gli stessi soci facevano anche parte dell'Automotori. Cioè la stampa quanto ne ha parlato, chiedo scusa? Fino a venerdì. Ecco, lasciando stare le conoscenze derivanti dalla stampa, Prego. ad esclusione di quel tipo di conoscenze, le risultava prima che l'Automotori fosse sottoposta a estorsione? Prima del mio ingresso no. Quando lei fu assunto dalla società le risultava? No, non se ne parlava, no. L'ha saputo mai da qualcuno dei soci? L'ho saputo quando mi sono trovato al fatto, diciamo, avvenuto, cioè al primo impatto. Qual è stato il primo impatto, chiedo scusa? Fu lo stesso mese, mi pare, di febbraio della mia Le chiedo scusa, potrebbe parlare un po' lo più stesso forte? mese della mia entratura in azienda. Ci può riferire di questo episodio? Com'è che venne a conoscenza dell'attività estorsiva in danno dell'Automotori? Silenzio in aula. Cioè, avevamo un dipendente che mi chiamò per dirmi che c'erano delle persone che volevano conoscermi. Chi la convocò esattamente? No, non mi convocò, io ero in azienda quando venni a conoscenza da un dipendente e c'erano dei signori fuori che mi volevano conoscere. E chi era questo dipendente che glielo disse? Di Stefano. Di Stefano come? Filippo, mi pare. Di Stefano Filippo. E chi erano queste persone che la volevano conoscere? Erano due persone la prima volta. Cioè si alternavano poi, diciamo, nei mesi. Ma chiedo scusa, successivi. cosa le dissero queste persone? No, niente, pochissime parole, perché capisce, mi sono trovato anche io in un momento proprio di... Chiedo scusa, prima di questo momento, non per interromperla, Prego. qualcuno le aveva mai detto che era in atto un'attività estorsiva in danno dell'Automotori? No. Prima di questo, di questa notizia comunicatagli dal dipendente? No. E allora cosa le dissero esattamente queste persone? Che c'era da ritirare qualcosa perché era un'eredità del precedente amministratore. Cioè chi era il precedente amministratore? Carlo Giardina. Carlo Giardina. Le specificarono che cos'era questo qualcosa da ritirare? Io non chiesi domande, mi rivolsi all'amministrazione. All'amministrazione chi? Alla mia amministrazione. Esattamente a chi si rivolse? Alla signorina Vecchio. Signorina Vecchio? Vecchio come? Maria. Maria?
E cosa le disse la signorina Vecchio Maria? Che ogni mese c'era da dover consegnare una busta. Ma le disse il contenuto della busta qual era? Sì, perché la parte dell'azienda automotori veniva anche presa da me. Venni a conoscenza proprio. E cosa le disse esattamente? Reale. Qual era sto contenuto? No, la signora non fece particolari domande, mi mise soltanto a conoscenza che ogni mese c'era da consegnare una busta. Sì, dico, ma il contenuto della busta qual era? Erano i soldi che confluivano anche dalle altre concessionarie. Ma le risultava che le altre concessionarie dovevano pagare un prezzo mensilmente per attività estorsive? Mi trovai il primo mese perché diciamo era una frequenza normale, cioè per me è stato il primo impatto in quanto ero il primo mese che ero lì in attività. Cioè in quell'occasione la signorina Di Stefano le disse che ogni società che già dal tempo di Carlo, dal tempo del precedente amministratore si faceva così, non disse altro. Le disse qual era il quantum complessivo? Erano 1 milione a concessionarie. 1 milione, e le concessionarie quant'erano che confluivano? Erano diciamo? 3 più la nostra 4. 4, cioè quindi. La nostra, e questo nel 91 mi pare che ha detto, al 91, momento del suo ingresso. Sì, 91. E preso contatto con la signora, lasciò in sospeso il discorso con le 2 persone che si erano presentate? No, soltanto diciamo è stata una presentazione molto così veloce. E nella stessa circostanza in cui si presentarono le persone ebbe a consegnare la busta? Penso di sì. Pensa o ne è sicuro? No, se era fine periodo sì, fine mese sì. Cioè in quella stessa circostanza, informatosi con la signorina Di Stefano, ebbe a consegnare la busta? Probabilmente sì. Probabilmente, non lo dico per certo o fu così? Perché chiaramente fu un momento particolare, quello ero il primo mese, per cui non ricordo anche il giorno esatto. Se era fine mese sicuramente coincideva con questo. Può farci una descrizione delle 2 persone che si presentarono in quell'occasione? Solo di una, perché poi l'abbiamo visto sul giornale. E chi l'altra era? Non me la ricordo. E questa persona... Era alta. Com'è? Una persona alta, con i capelli neri. In faccia poi non li guardavo molto bene perché chiaramente avevo... Ha saputo dai giornali il nome della persona? Allora l'ho saputo perché lo lessi, ma sì, non... Sì, prego. E se lo ricorda quello che lesse sul Coco, giornale? mi pare. Come? Coco. Coco? Ricorda il nome? No, non me lo ricordo. E l'altra persona non la ricorda fisicamente? No, non avevo, cioè non stavo proprio a contatto diretto, è stato per me un attimo chiaramente di smarrimento in quel momento perché... Ma non sa dare neanche una descrizione sull'altezza, sulla colorito? No, perché ripeto, saranno stati una frazione di un minuto. Mentre il Coco, quello che poi rivide in fotografia sul giornale, mi sembra di capire così, del Coco sa dare una descrizione? Era alto, distinto. Alto? Alto, distinto, capelli neri. Capelli neri pettinati come? Corti. Che ne so, li aveva all'indietro, in avanti, con ciuffo? All'indietro. Erano lunghi, corti? Che ricordo io erano corti, cioè tirati indietro ma non molto lunghi. Cosa vuol dire tirati indietro? Cioè pettinati all'indietro. Cioè così. Pettinati all'indietro e corti? Sì. La corporatura ce la sa descrivere? Esile, robusto, magro, grosso? Medio, alto, 1,78. Corporatura media? media? Sono molto soffermato chiaramente sul... E quando lesse il giornale, in che occasione si faceva menzione del Coco? No, non lo lessi, vidi solo la fotografia e feci cenno anche ai soci che avevano appreso questa notizia. E questa persona si presentò in altre occasioni? Sì, 4 volte, forse 4-5 volte. Dunque, nel momento in cui si è succeduto al Giardina,
mensilmente bisognava corrispondere questa cifra, mi sembra di capire, fino a quando poi non subentrò, chiedo scusa, mensilmente bisognava corrispondere questa cifra. Se ne occupava lei della consegna materiale? Materialmente la consegnavo io. Ogni mese? No, sempre io fisicamente, cioè io come azienda. Sì. Come azienda. A volte capitava che non c'ero io, allora lasciavo detto al venditore o a qualcuno. Ma solitamente c'era lei? In linea di massima sì. E si sono succedute molte persone da quell'epoca? Diversi. Quante più o meno? 4, 5, 4-5 persone? Quando è stata l'ultima volta che lei ha effettuato questa consegna? Gennaio, dicembre o gennaio. Dicembre e gennaio di quale anno? Del 95. Del 95. E chiedo scusa, quindi dicembre 94, gennaio 95? Pardon, sì, dicembre 94, sì. Gennaio 95. E in quell'occasione ricorda e sa descrivere le persone o la persona che venne a ritirare la No, perché ripeto, a volte ero nella mia stanza e quindi se mi chiamavano o io ero occupato, chiaramente ci pensavano i venditori, non facevano domande, dicevo di consegnatela e via, quindi a volte nemmeno uscivo dall'ufficio, se in determinate occasioni ero anche con dei clienti. E l'ultima volta invece in ordine di tempo in cui vide il coco? Sarà stato fino il primo semestre forse del 94. Primo semestre del 94. Continua tu. Lei ha detto che due suoi dipendenti, Di Stefano, Filippo e Vecchio Maria, le avevano detto che bisognava consegnare questa somma. È così oppure? Sì, c'era questa. Ecco, ma il Di Stefano e la Vecchio Maria sono stati sempre presenti? No, io entrai chiaramente in amministrazione e chiesi il motivo, giustamente la signorina, l'impiegata, sapeva per quanto gli concerne soltanto di preparare questi soldi da consegnare, ma non finiva lì il compito, cioè non chiedeva altro, né io ho chiesto dettagli. E il Di Stefano? Il Di Stefano perché probabilmente era il periodo in cui non ero presente io in azienda, essendo entrato a febbraio. Non ho sentito, mi scusi. Probabilmente. Parli più forte, cortesemente. Essendo entrato a febbraio, il mio predecessore, se ricordo bene, morì settembre-ottobre, per cui ci fu probabilmente un interregno, diciamo. Ma il Di Stefano ha consegnato materiale? Non lo so questo materialmente. Materialmente non lo so, da quando sono entrato io poi il compito passò a me, cioè venni io informato di questo. Ecco, ma lei non ha mai commentato con il Di Stefano? Ho commentato poi con i soci direttamente. Con i soci. E il Di Stefano e la Vecchio sono ancora dipendenti, almeno li ha lasciati lei alla... No, un dipendente è stato poi licenziato per riduzione di personale, un'altra è attualmente ancora... Quando è stato licenziato? Nel 94. Il Di Stefano? Sì. E la Vecchio? No, la Vecchio ancora, che io sappia, è ancora in azienda. Sono entrambi, cioè solo la Vecchio. Alla Automotori. Lei ha detto di aver visto, di aver individuato sul giornale la persona che o una delle persone che si presentavano ad effettuare il pagamento, a riscuotere il pagamento. Lei, le voglio dire, conosce Maurizio Avola? No, personalmente no. Non lo ha mai visto? Mai visto. Per quanto riguarda il Coco, sa come si chiama di nome? No. Ecco, non ricordo il cognome perché è un cognome corto, però ripeto, non è che c'è stata una presentazione ufficiale. È in grado di riconoscere il Coco se le venisse mostrato? Probabilmente sì. Ah? Probabilmente sì, anche se
sono passati dei mesi. Presidente, chiediamo che si proceda, magari facciamo appartare. No, per il momento non. Sì, facciamo il controesame. Poi. Quindi, va bene. Allora, domande al test ce n'è? In controesame no? Quindi proceda alla richiesta del pubblico ministero. Vuole formalizzare la richiesta di. Sì, che si proceda a ricognizione personale nei confronti dell'imputato indicato dallo stesso test. Prima dovremmo sapere se è in aula, no? Il Coco. E questo Che non lo so se è in aula. Io sono difensore d'ufficio, per questo lo chiedo. No, c'è il difensore di fiducia, avvocato Napoli. Se non ci sono sapevo che fosse osservazioni, intervenuto. si ammette l'esperimento istruttorio e dovrebbe forse farsi allontanare per adesso il test, il tempo di preparare la ricognizione. certo, sì. E solo volevo metterla al corrente, non so se ha capito il tipo di esperimento che ha chiesto il pubblico ministero, cioè le verranno mostrate delle persone e lei le osserverà e dirà se tra quelle che vede riconosce la persona che qualcuno, una delle due persone che veniva in azienda a prendersi la busta. A questo fine le devo rivolgere delle domande, cioè personalmente lei ebbe mai a denunciare agli organi di polizia che c'era in corso questa estorsione nell'azienda di cui lei era dipendente? No, sì o no? Mi deve no. rispondere. No. Quindi l'altra domanda è se in diverse occasioni innanzi a organi di polizia o davanti al pubblico ministero è stato mai invitato lei a esaminare album di fotografie di pregiudicati, sempre con quella finalità? No. Mai. O a riconoscere persone, prima d'ora è stato mai invitato? No. Si può appartare, per favore si accomodi nella stanza dei testimoni. Signor Presidente, chiedo scusa. Signor Presidente, chiedo scusa, siccome lei poc'anzi mi ha nominato difensore di ufficio degli altri, oltre che dei miei assistiti, siccome mi devo allontanare, le dispiace sostituirmi con un altro collega? No, lei il suo sostituto, avvocato. C'è l'avvocato Zicconi. Sì. Una seconda cosa, Presidente. Si deve allontanare pure. Allora l'avvocato Freddoneve, così scordiamo. Presidente, mi perdono, una segnalazione Sì, prima sì. che vado via, perché mi è stata chiesta dall'interessato. Sì. Tusa Francesco, Sì. per il quale io Ora sono ce ne occupiamo subito. difensore di ufficio, mi segnalava di riferire alla Corte che era stato appena tradotto da Sì, Caltanissetta. ora lo dobbiamo interpellare. Certo, ed era intervenuto in aula in questo Mi momento. riservavo di farlo alla fine dell'udienza per non interrompere, ma dal momento Come però, me l'ha chiesto, io mi permetto di segnalarlo alla Corte. certamente. E Tusa dov'è? Tusa Francesco dov'è? Eccolo là. Ora Tusa, ci è pervenuta una sua rinuncia a presenziare all'udienza a Caltanissetta per poter essere tradotto qui, però questa non è stata fatta per tempo per essere qui all'inizio dell'udienza. Ora lei deve dichiarare se intende rinunciare a quella parte dell'udienza, di questa udienza dico, a cui non è stato presente, oppure non intende rinunciare. No, signor Presidente, Non ho sentito. non intendo rinunciare. Allora, interpellato dichiara che non intende rinunciare, dopodiché la posizione di Tusa Francesco viene separata dagli atti del processo e si procederà nei suoi confronti separatamente, si rinvia la trattazione del processo separato all'udienza di domani, ore 9:30 e seguenti. E domani? Di venerdì? Ecco, è il domani lavorativo di questa udienza.
Dopodiché, se vuole provvedere, signor Capitano, per almeno 3 imputati, compreso il Coco, se possibile 4, compreso il Coco, per la ricognizione. Presidente, mi scusi, ma adesso rispetto alla prosecuzione del processo Tusa è presente oppure no? Una volta che è separato Tusa se ne può andare, una volta che la posizione è stata separata. Tusa, lei lo sa questo processo a Caltanissetta quanto tempo durerà? Non ho idea io, Presidente. Non hai idea? Grazie. E allora si ottiene la presenza nell'emiciclo del signor Coco, Carmelo e di altri 2 imputati, Tropea mi pare, ricordo bene, Tropea, Francesco e Morales Francesco. Si dà atto che il signor Coco si pone alla sinistra rispetto all'osservatore, il signor Tropea al centro e il signor Morales a destra. Statura pressoché uguale di tutti e 3, il signor Morales leggermente più basso degli altri 2, visi tondeggianti per ovale per tutti e 3, lineamenti irregolari, il viso del signor Coco leggermente più sfilato rispetto agli altri 2, il signor Tropea ha baffi, li ha avuti sempre, me ne sto accorgendo stasera, e il signor Morales è stempiato e con calvizie nella parte anteriore del cranio. Dopodiché possiamo introdurre il signor Barrica. Si sieda, signor Barrica, osservi queste 3 persone qui davanti, vede se riconosce qualcuno. Sì, quelli che... alla mia sinistra. Alla sua sinistra, e allora si dà atto che il teste indica il signor Coco che sta alla sinistra di chi osserva. Si può accomodare sempre nell'aula dei testimoni. Possono ritornare. Buonasera. Dobbiamo fare altre domande al teste o lo possiamo mandare via? Ma è già andato via? No, è appartato. Allora, lo può fare tornare.
C'è ancora una domanda del pubblico ministero? No, soltanto una. È in grado di riconoscere se le venissero mostrate le altre persone che via via si sono presentate a lei per riscuotere il pagamento? No, perché molte volte o non c'ero io o una volta li consegnava il venditore. Ecco, dopo che lei ha cessato dalla sua carica, chi ha avuto il compito di consegnare il denaro dopo di lei? Non lo so. Non lo sa. Va bene, grazie. Un momentino ancora. Si può andare? Può andare, signor Barrica, grazie. Ci sono altri testi? Sì. Teodoro Giuseppe e Pappalardo Lucio. Iniziamo con Teodoro Giuseppe. Il signor Teodoro. Posso? Sì, si accomodi, si sieda, signor Teodoro, e le sue generalità dovrebbe dirci. Teodoro Giuseppe. Nel microfono, per favore. Teodoro Giuseppe. Nato? Nato a Torino Quando? il 23/7/30. Risiede dove, signor Teodoro? Prego? Dove risiede? Sant'Agata dei Battiati. Va bene. E guardi, alla sua destra c'è questo bigliettino. C'è scritta la formula del giuramento, se la vuole leggere a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, Abbassi il microfono perché così non si sente. mi impegno a dire la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, adesso ascolti le domande del pubblico ministero e risponda sempre parlando nel microfono. Signor Teodoro, che lavoro svolge? Pensionato attualmente, Da quanto tempo è pensionato? 5 anni quasi, Prima di andare in pensione che attività svolgeva? dirigente d'azienda, Di quale azienda? Mediterranea Mobili, E per quanto tempo ha lavorato alla Mediterranea alla Mobili Mediterranea Mobili? per 30 anni, Cioè a partire dal 59. 59. È stato sempre, ha ricoperto sempre questa qualità di direttore? Sì. La sede dell'azienda dove si trova? Alla zona industriale si trovava. La zona industriale di dove? Di Catania? Strada Ottava. Strada? Ottava. Ottava. Ma questa è la sede della fabbrica o la sede sociale della... Questa era, finché ero io in azienda, era la sede sociale e la sede della fabbrica. E successivamente? Successivamente non lo so come si è articolata dopo la mia uscita. No, dico, nel periodo del... lei è andato quindi in pensione più o meno nel 90, 91? 91. Ecco, oltre diciamo i locali della zona industriale, vi erano altri locali della Mediterranea Mobili? Sì. Ce n'è uno a Mister Bianco,
sul corso Gallomax, e un altro in Viale Artala Lagona, dove c'è un centro di cucine. Un centro di cucine. Nel periodo in cui lei ha svolto le sue funzioni all'interno della Mediterranea Mobile, vi sono state richieste estorsive, richieste di denaro, atti di intimidazione nei confronti dell'azienda? Sì. Ecco, vuole raccontare alla Corte quando ebbero inizio questi atti di intimidazione e che soluzione si diede al problema? Attraverso telefonate minacciose si è fatto capire che volevano essere cointeressati all'azienda, indubbiamente, ma poi alla fine si sarebbero accontentati di qualche presente, tra virgolette. Tutto contatti telefonici, senza nessuna... E questi contatti telefonici rimasero isolati oppure alle telefonate? No, a queste telefonate poi io ho informato i soci della situazione che si era determinata. I soci chi? I soci dell'azienda. E chi sono o chi erano? Sono... Parli più forte, cortesemente. I soci sono Grimaldi, Grimaldi Salvatore, Di Mauro Giuseppe, Pappalardo Lucio, Di Mauro Sebastiano e Celano Carmelo che è deceduto. E? Celano Carmelo che è deceduto. Deceduto per morte naturale oppure? No, per morte naturale. Sì. E io li ho informati della situazione che si stava creando, abbiamo cercato di resistere alle intimidazioni, alle minacce, anche con telefonate a casa, spaventando i familiari qualche volta. A casa sua? A casa così, in linea generale, di qualche socio. E a casa sua anche? A casa mia sì, è arrivata, fortunatamente l'ho presa io una volta la telefonata. Pertanto un po' per la paura abbiamo aderito affinché le cose si calmassero, abbiamo aderito a dare qualcosa mensilmente. E si faceva una colletta, questo per raggiungere una certa cifra da versarla. Prima volevamo uscirci con qualche cosa di solo qualche mese, no? Poi invece la cosa diventò più abituale. Cioè, non ho capito, prima pensavate di uscirvene? Con qualche presente... Una tantum? Una tantum. Invece poi la cosa diventò abituale quasi. Abituale cosa significa? Che c'era una certa quota mensile. Mensile. E questa quota di che importo era? Intorno ai 3 milioni, più o meno, questa è la cifra. Ecco, a partire da quale epoca esattamente, rispetto lei alla data in cui è andato in pensione, rispetto 90-91, non ho capito bene. Non so essere preciso, ma penso verso il 1988-89, giù di lì. Ecco, ma quindi il contatto con gli estortori da chi venne preso? Dico, dopo queste telefonate, chi è che si incaricò materialmente di... Sempre io, a mezzo telefono. A mezzo telefono. Ho concluso il tutto. Mezzo telefono. Ma la richiesta originaria era per un importo superiore? No, era questa la richiesta. E cosa le dicevano per telefono gli estortori o l'estortore? Che avrebbero incendiato l'azienda, avrebbero messo delle bombe. Lei ha parlato sempre con la stessa persona oppure ha avuto modo di comprendere che si trattava di... Si camuffavano la voce, non si riusciva a capire se era sempre la stessa persona. E quindi, dopo aver preso questi accordi telefonici,
materialmente come si è svolta la vicenda? Sì, inizialmente è venuto qualcuno, si è presentato, la parola d'ordine c'era un nome, mi ricordo. Qual era il nome? Franco, mi pare. Come? Franco. Franco. Cioè lui si presentava come Franco. Esatto. E niente, io preparavo una busta, mi mandavano i soldi, ogni socio mi mandava il suo importo, lo mettevo in questa busta e lo consegnavo. E lo consegnava a chi? A questa persona? A questa persona che si qualificava come Franco. Esatto. E si è trattata sempre della stessa persona oppure... Ora, non mi ricordo se era sempre la stessa persona, qualche volta penso che c'era qualche altra persona, ma non giurerei. Quante volte... Grosso modo era sempre lo stesso. Quante volte è capitato, dal momento in cui è iniziata questa storia, che lei materialmente, mensilmente, ha versato la somma a questo soggetto? Ma penso ogni 2 mesi succedeva. Quante volte? Quante volte? Complessivamente? Complessivamente. Una quindicina di volte. 15 volte. 20 volte. Lei sa dare una descrizione di questo Franco? L'ha visto 15 volte, quindi penso che riesca a dare una descrizione. Ma sono passati 5 anni, Sì. Poi negli ultimi 6 mesi non mi sono più occupato io del problema, di conseguenza non so se riesco, non lo ricordo più, visivamente non lo ricordo. Se lo incontrassi per strada non lo riconoscerei. È sicuro che non lo riconoscerebbe? Penso, può darsi che sai, in 5 anni sono cambiato anch'io, ogni tanto. Lei ha detto che forse, non è sicuro, c'era qualche altra persona. Sì. E quante volte quest'altra persona si è accompagnato con il Franco? No, non l'ho visto mai accompagnato da altre persone. Semmai la persona di cui stiamo parlando veniva solo qualche altra volta, ma non era accompagnato al Franco. Non ho capito chi è che veniva, Cioè, il Franco o un'altra persona? Chiediamo. Lei mi chiedeva quante volte è venuto con Franco quell'altra persona. No. Siccome lei ha detto non so se tutte le volte è venuto soltanto Franco oppure Franco qualche volta era accompagnato con un'altra persona. No, Franco era sempre solo. Sempre solo. Allora dico questo discorso dell'altra persona. Qualche volta è venuta qualche altra persona in sostituzione a Franco. Ah, ho capito. E quante volte questo è successo? 2 o 3 volte. Sarebbe in grado di riconoscere queste persone? No, assolutamente. Dopo 15 volte, lasciamo stare quello che ha visto 2 volte, dopo 15 volte, 20 volte che lei ha consegnato questo denaro non è in grado di riconoscerlo? Ma sono passati 5 anni. Io ci posso provare, se lo riconosco non l'ho guadagnato. E alla consegna del denaro era presente qualche altro dell'azienda? No. Quindi la responsabilità di questo contatto l'ha avuto solo e soltanto lei? Sì. E dopo che lei è andato in pensione, come è avvenuta la successione tra lei e il... cioè l'ha dovuto presentare, suppongo? No, non l'ho presentato per la verità, ma siccome si conosceva il nome... Franco. Il cognome si conosceva? Si conosceva il nome. E il cognome, dico, si conosceva? No, il cognome non lo so. Si conosceva il nome Franco e allora io ho detto al socio che probabilmente si sarebbe interessato, perché non lo so per certo se poi è continuato il discorso. Quando io sono andato via... E a chi l'ha fatto lei questo discorso? Non l'ho fatto a nessuno. Praticamente
6 mesi prima di andare via, questo compito mi è stato tolto. E chi l'ha preso? Non lo so chi l'ha preso. Ma dico, venivano sempre a riscuotere. Non lo so perché io non ero continuamente presente in azienda in quel periodo. Ecco, ma chi gliel'ha tolto questo compito? Il consiglio di amministrazione. Nella persona di chi? I soci. Ecco, ma materialmente chi è che le ha detto non ti devi più occupare di questo fatto? I soci. Tutti? E chi sono tutti i soci? Quelli di cui parlavo prima, Pappalardo, Grimaldi, Grimaldi? Di Mauro? E i nomi di Mauro? No, Celano non c'era perché era deceduto. Di Mauro sono... Due. Chi sono? Di Mauro? Di Mauro Sebastiano e di Mauro Giuseppe. E di Mauro Giuseppe. E il signor Pappalardo Lucio che compiti svolge o svolgeva all'interno della Mediterranea? Caporeparto. E anche lui era al corrente di questa vicenda? Sì. E sapeva chi era la persona alla quale consegnavate il denaro? Non lo so se lo conoscesse personalmente, sapeva il nome di Franco, ma non lo so se lo conosceva personalmente. Ecco, ma questo Franco, all'epoca in cui lo ha visto lei, quanti anni aveva? Una quarantina d'anni. Lei esclude che oltre il Franco e l'altra persona che qualche volta si è presentato da solo, vi siano state altre persone interessate che comunque hanno parlato con lei per la sistemazione di questa estorsione? Oltre il Franco e l'altra persona, lei ha avuto contatti con altre persone? No. Oltre che con i soci non ho parlato con nessuno di No, persone malavitose, voglio dire. No. Ci vuole parlare del primo incontro avvenuto con Franco? Lei telefonicamente dice siamo pronti a pagare. E cosa succede? Gli fissa un appuntamento o lui fissa a lei un appuntamento? Si presenterà a lei una persona, dico, come faccio? Si chiama Franco. Come si presenterà lei può dare quello che abbiamo pattuito. Ecco, ma la persona che telefonava era la stessa che poi si presentò con il nome di Franco oppure... Non lo so, non l'ho capito telefonicamente se era la stessa voce, no? Non sono in condizione di dirlo, ma... Lei ha mai conosciuto, ha mai sentito parlare con riferimento comunque alla vicenda che la riguarda, ha mai sentito parlare di Grancagnolo Carmelo? No. Ha mai sentito parlare di tale Jano U. Tedescu? Come? Jano U. Tedescu? No. Ha mai conosciuto Maurizio Avola? No. Mai. Ha mai conosciuto Enzo Santapaola, figlio di Salvatore? Non lo so, forse qualche volta nel negozio di via Lartala Lagona, che dovevano comprare una cucina in quel periodo, però in quel periodo, si tratta di 7 anni. Ecco, in quel periodo delle richieste di denaro o della consegna del denaro? Lei ha detto in quel periodo, quale periodo?
Ma penso la consegna del denaro, dopo che la cosa era diventata... Ecco, ma cosa ricorda di questo acquisto di cucine? No, niente, ricordo il nome, basta. Non ricorda il nome e il cognome o... Il nome perché era conosciuto, me lo ricordo, ma nient'altro. Ma lei lo ha visto? Chi gliel'ha riferito questo fatto di questo acquisto della cucina? No, non lo ricordo. E di questa vicenda del pagamento lei cioè fisicamente lo conosce Enzo Santapaolo? Ma allora lo ha sentito dire da qualcuno dell'azienda? Sicuramente l'avrò sentito dire che era andato lì a vedere le cucine. E a comprare anche delle cucine o a vedere? Non lo so se poi l'ha comprate, non glielo so dire. Ecco, ma il responsabile o comunque chi sovraintende alle vendite in via Altale alla Buona? E allora c'era un impiegato che non ricordo come si chiama. Non lo so, dovrei guardare i registri dei dipendenti, signor giudice. Eravamo in 120 persone, 130. Ecco, ma c'era qualcuno che svolgeva le funzioni di responsabile? C'erano gli impiegati che facevano il lavoro di venditori o venditrici, non lo so che c'era in quel periodo. Qualcuno che comunque ha lavorato in quel settore e in quel locale? Dico, a prescindere dal periodo, poi lo stabiliremo noi, lo indagheremo noi, dico, qualcuno che ha svolto. Non so precisare il periodo, ecco. Lasci stare il periodo. Lei ricordi, è andato in pensione nel 90 o 91. Ecco, cerchi di ricordare chi è stato l'ultimo responsabile del locale di cui stiamo parlando. Presidente, stia al suo posto, signor Santapaolo, per favore non interloquisca, guardi che ha lasciato, c'è l'avvocato Freddoneve, sostituto dell'avvocato Napo. Non ha risposto l'avvocato? Si metta tranquillo e non interloquisca. Signor giudice, non lo ricordo il nome in questo momento, mi faccio vedere i registri e io le so dire chi poteva essere in quel periodo. Ne sono passati tanti. Ecco, ma uno solo non lo ricorda, le sto chiedendo di ricordarne uno solo. Presidente, c'è opposizione, mi sembra irrilevante la domanda. Se questa domanda è irrilevante. Il Presidente già ha detto che non ricorda. Potremmo andare avanti però, pubblico ministero, visto il risultato della... Sì, la domanda è leggermente diversa più di una volta. Se ne ricorda uno soltanto. In questo momento... In questo momento non lo ricordo. Non lo ricordo in questo momento. Va bene, Presidente, noi dobbiamo fare delle richieste, se gli avvocati procedono al controesame la facciamo questa richiesta dopo il controesame. Qualcuno ha da fare delle domande al testo? Avvocato sì, Brancato. signor Presidente. Avvocato Brancato, interesse ai propri assistiti. Lei nel 90 era ancora dipendente della Mediterranea Mobili? Non dipendente, ero... Funzionario? Quando è che esattamente è andato in pensione, lo ricordo? Nel 91. Vi era un altro dipendente o funzionario a nome Isidoro? Non penso. Se può rispondere al microfono perché altrimenti non la sento. Non penso che ci fosse. Nome Isidoro. Lei quant'è alto? Quanto sono alto? Sì. 1,60 m, sì. 1,60 m. Lei poc'anzi ha risposto a domanda del pubblico ministero se quel franco si accompagnasse ad altre persone. Se può ribadire, per chiarezza mia, perché non ho sentito bene la risposta, se l'ha mai visto nel 90 con altre persone. No, il franco non l'ho visto mai con altre persone.
Quindi da lei sostanzialmente mai si presentarono 2 o più persone, venne sempre soltanto un unico individuo. Grazie, non ho altre domande. Ci sono altre domande? Dobbiamo soltanto far Presidente, che se si può dare atto della capigliatura del nostro teste, se ha capelli, ha pochi capelli, molti capelli. Presidente, a che cosa serve? Cosa serve, avvocato? Mi stupisce che lei faccia una domanda di questo tipo. Possiamo dare atto che Calvo sulla parte anteriore del cranio. Ci sono centinaia di persone che rispondono a posteriore. questi requisiti. Mi pare che sia Calvo, Presidente. Porta. Non mi pare calvo. E per completezza, Semmai semicalvo. e che porta gli occhiali. Da quanto tempo li porta gli occhiali, signor Teodoro? Prego? Da quanto tempo porta occhiali? Da quanto tempo? Penso dal 70. Dal 70? Continuativamente, insomma. Sì. Altro? Presidente, non ho capito, nella verbalizzazione abbiamo dato atto che è calvo, che ha pochi capelli. Calvo, sì, sia Calvo, nella parte anteriore che nella parte posteriore del cranio, sì. Perdone, Calvo, vuole contestare che è calvo? Io ne capisco peraltro. Dico, calvo, credo che sia uno che non ha capelli completamente. Nel caso di Abbiamo specie specificato nella parte anteriore e nella parte posteriore del cranio. Possiamo ancora specificare che è fornito i capelli sulla nuca, nelle parti laterali del cranio e sulla nuca. Va bene? Sì, allora lo facciamo. Che c'è? Quindi lo facciamo. Vogliamo farlo appartare? Sì, grazie. Dovrebbe appartarsi nell'aula dei testimoni, signor Teodoro. Con l'ufficiale giudiziario. Allora, pubblico ministero? Qual è la richiesta? È andato via il teste e chiediamo di sapere se è in aula l'imputato Franco Pistone. Franco? Pistone. Sì. È presente. Ecco, chiediamo che si procedi a ricognizione personale nei confronti del Pistone. Da chi è difeso, Pistone? Signor Presidente. Osservazioni? No, nessuna osservazione, purché sia messo accanto a dei soggetti che comunque possono avere una fisionomia simile. Allora, farà le osservazioni nel momento opportuno. Avvocato Brancato. E dovremmo richiamare il signor Teodoro. Presidente, mi scusi, avvocato Freddonera, siccome mi dovrei allontanare, se può nominare d'ufficio qualche altro L'avvocato Brancato. Va bene, grazie. Quindi si ammette l'esperimento e gli ufficiali possono procedere alla scelta delle persone
che dovranno essere mostrate al test. Il signor Teodoro, per favore. Signor Teodoro. Con i congiunti, avvocati imputati, chiede la sospensione. Teodoro, la informo che ora si procederà a un atto di ricognizione di persona. Un atto di ricognizione di persona, cioè le verranno mostrate alcune persone e lei dovrà dire se tra quelle che vede riconosce per caso il Franco o l'altro che ha visto di meno e di cui ha parlato. Mi dovrebbe ripetere un po' la descrizione di questo Franco, sempre vicino al microfono, per quello che ricorda. È molto più alto di me, molto più alto di me, corporatura normale, e mi pare che mancasse anche un po' di capelli come me. Colorito, generale. Colorito bruno. Come? Bruno. Bruno, colorito bruno. Non sa dare nessun'altra indicazione. No. Si sente di fare l'esperimento, signor Teodoro? Mi sento? Si sente di fare l'esperimento, la vedo un po' agitato. No, proviamo, vediamo. Però proviamo. Deve sentirsi calmo, sì, altrimenti... Sì, no, sono calmo, no. Mi pare proprio di no. A ogni modo, mi dica una cosa, ha partecipato prima d'ora ad altri esperimenti di questo genere? No. Le sono state mostrati album con fotografie di pregiudicati, sempre in ordine al fatto di questa estorsione patita dalla Mediterranea Mobili? No. No, mai. È la prima volta che... Allora, se si vuole accomodare di nuovo nell'aula dei testimoni, intanto facciamo venire gli imputati. Allora, la scorta proceda, per favore. Realizzare che abbiamo la presenza dell'imputato, lei si chiama? Pistone Francesco, e del signor D'Agata Marcello, del signor Divenuto Francesco, i quali si pongono il signor Pistone alla sinistra di chi osserva, il signor D'Agata al centro, il signor, lo sono scordato, Divenuto alla destra. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, si dà atto che il signor Pistone e il signor Divenuto hanno la stessa altezza. Il signor D'Agata è leggermente più basso, il signor Pistone e il signor D'Agata portano occhiali correttivi, il signor Divenuto invece non porta occhiali. Il signor Pistone e il signor D'Agata hanno calvizie sulla parte anteriore del cranio, mentre il signor Divenuto ha capigliatura abbastanza integra e folta e ricciuta, colorito chiaro mi pare per tutti e tre, e il signor Pistone è brizzolato. Che età ha, signor Pistone? L'interpellato risponde che ha 54 anni. Il signor D'Agata? 48. Il signor Divenuto? 38, ho sentito bene? Vabbè,
Altre osservazioni, Avvocato? Vabbè, introduciamo il signor Teodoro, se si sente. Si sieda, osservi queste tre persone e ci dice se riconosce la persona che veniva da lei. Signor Presidente, non sono in condizione di dire al 100% sì è quello e quell'altro. Quindi non è in grado di riconoscere nessuno. Al 100% che significa che nota delle rassomiglianze, si spieghi meglio. Sono completamente diverse da come li pensavo io, pertanto non riesco a... lo immaginavo in una maniera, ma non lo vedo quella persona che io immaginavo com'era. O è molto cambiato e di conseguenza io non riesco a distinguerlo. Cioè, immaginare si intende dire il ricordo che ne ha? Per il ricordo che ne ho, certo. Significa come lo immaginava, cioè come lo ricordava? Io l'ho visto in una certa maniera 5 anni, 6 anni fa. Ora lì non lo vedo come lo vedevo io allora, come lo ricordo da allora. Sì, perfetto. Pertanto due sono ricordi. O io sono incazzato, ad esempio, non ho più la barba, prima l'avevo. Ora dipende. Comunque non sono in condizione di... Veda cosa c'è, lei ci dice non sono in grado al 100%. Un discorso di questo genere presuppone qualcosa di diverso. Cioè poter dire è quello, non lo posso dire. Questo non lo può dire, però quando lei parla già di percentuale significa che... Percentuale forse non è la parola quando giusta. lei dice al 100% significa potrebbe essere ma non ne sono sicuro. No, forse non è esatto il termine percentuale. Cioè, si spieghi meglio. Cioè forse non è esatto. Sì, allora si spieghi meglio. Il termine che ho adoperato io, percentuale. Io dico si spieghi meglio. E non lo so come dovrei spiegare. Presidente, vuole dare atto che alle sue domande il test ha risposto con voce tremante? Opposizione, opposizione. Signori, non opposizioniamo niente perché risulta già dal verbale, quindi è un discorso assolutamente inutile. Io a questo punto, se non ci sono altre domande, licenzierei il test. Chiediamo che si proceda ad altra ricognizione, quindi chiediamo che venga appartato il test perché si proceda ad altra ricognizione di persone. Allora, si accomodi di nuovo nell'aula dei testimoni. Possiamo mandare gli imputati al loro posto, si possono accomodare, grazie. Presidente, chiedo scusa solo per chiarimento. Alla richiesta del pubblico ministero non ho compreso come ha risposto la Corte, cioè che era inutile dare atto di quello.
che era inutile perché risultava già dal verbale, da precedenti osservazioni proprio di questo Presidente. Perfetto, grazie Presidente. Ma scusami. Posso? Sì, certo. Presidente, chiediamo che si procede a ricognizione personale nei confronti dell'imputato Franco Giammuso. Chiediamo prima se è presente in aula e poi... È presente. Da chi ha difeso Giammuso? Giammuso. Dov'è Giammuso? Da chi è difeso Giammuso? Lo assisto io, signor Presidente. Bene. Ha osservazione, avvocato? No, soltanto faccio notare si chiama Francesco. Prego? Allora procediamo a ricognizione di persona nei confronti di Giammuso Francesco. Come si chiama Giammuso? Si chiama Francesco, no. Ne prendo atto, avvocato. Sì, avvocato, ma in ogni caso il test non è presente, quindi non l'ho fatto con malizia, avvocato. Gli ufficiali vogliono procedere, per favore. Solo vi chiederei 5 minuti di sospensione a questo punto. Sospendiamo per 5 minuti, intanto preparano qualcuno che possa presenziare. Stiano comodi, prego. Stiano comodi. Cos'è che non funziona più? Cos'è che non funziona più? Allora, i volontari li abbiamo? Conflitto spiffero c'è lo stesso. Sì, ecco, volevo capire di quelli che hanno fatto la ricognizione poc'anzi chi c'era? Tropea? Il signor Tropea dovrebbe allontanarsi. Quella precedente chi c'era? Scusate, non ha fatto parte della ricognizione. Sì, no, scusate perché con questa... Chi c'era prima? Vabbè, non erano quelli... Scusate. Sì, cioè D'Agata, Divenuto e Pistone erano poco fa, mi pare, vero? Ora invece abbiamo l'imputato Giammuso e lei. Chi è Giammuso? Ah, lei. Quindi Giammuso Francesco, il Coco Carmelo, Tropea Francesco, Tomaselli Antonio, i quali si pongono nella seguente posizione: il signor Coco alla sinistra rispetto all'osservatore, quindi il signor Giammuso, il signor Tropea e il signor Tomaselli. L'altezza mi pare che è pressappoco uguale per tutti e quattro, lineamenti irregolari per tutti, carnagione chiara per tutti quanti. Altre individuazioni? Sui capelli, se possiamo dare una descrizione. I capelli, il signor Coco è stempiato, incipiente calvizie sulla fronte, capelli lunghi raccolti sulla nuca. Il signor Giammuso ha capigliatura folta, lo stesso il signor Tropea, capelli lunghi sulla nuca. Sulla capigliatura folta del Giammuso. A me così pare. Allora diciamo che un po' stempiato.
nella parte anteriore del cranio comincia a essere calvo il signor Gammuso, però non si percepisce di primo acchito perché i capelli sono lunghi e portati in avanti, quindi così di lontano, almeno a questa distanza, sembra di a me interessa soltanto che si dia atto che sia che è stempiato, un po' stempiato. Presidente, il difensore si oppone su questo perché non sembra affatto stempiato. A distanza non sembra stempiato, sembra anche che ha rispetto a Tomaselli, una buona capigliatura. Poi diamo atto che l'imputato si è tirato i capelli indietro e ha mostrato che li ha appunto non li ha molto folti sulla parte anteriore del cranio. Il signor Tomaselli ha capigliatura forte, capelli lisci e pettinata all'indietro. Allora, introduciamo il signor Teodoro. Si sieda, signor Teodoro, calmo e tranquillo, si osservi queste 4 persone, li osservi attentamente. E poi risponda nella maniera più chiara possibile. Non li conosco. Non li conosce. Va bene. Possiamo licenziare il teste? Lo possiamo mandare via? No, licenziarlo definitivamente no, perché dobbiamo procedere all'altro esame e potrebbero sorgere ragioni per cui il test può tornare nell'aula dei testimoni con preghiera di attendere ancora. Gli imputati possono tornare nelle celle. Ho creduto di capire che dobbiamo introdurre il test Pappalardo. Sì. Allora, il test Pappalardo, per favore. Signor Pappalardo, sì. Le sue generalità, per favore. Sì. Veda di parlare nel microfono, vicino al microfono. Pappalardo Lucio. Nato dove, signor? A Cereale, 21/9/27. Risiede dove? Catania. Va bene. Alla sua destra c'è un bigliettino, guardi, sul banco c'è la dichiarazione di impegno sulla testimonianza che va a rendere. Se vuole leggerla a voce alta. Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno di... Che lavoro fa lei? Ha chiesto il pubblico ministero. Cosa faccio attualmente? Perché sono l'amministratore dell'Abithouse. L'Abithouse è un'azienda che è succeduta alla Mediterranea Mobile, e produzione di salotti per i rivenditori. La sede dove si trova? La sede si trova nelle stesse locali dove prima c'era la Mediterranea Mobile. E i soci di questa nuova società? Sì, sono sempre gli stessi della Mediterranea Mobile, mentre io la gestisco come presidente. Da che epoca? Ma dal 92. Dal 92. Prima di lei chi c'era? No, prima di lei c'era il socio successivo, il signor Teodoro, che poi è andato via. Il signor Teodoro. Ma lei prima del 92 che lavoro faceva? Io nella stessa azienda Mediterranea Mobile gestivo il reparto mobile.
il reparto mobile? Mi interessavo della lavorazione della passione. Sempre presso la fabbrica? Dentro la fabbrica, sì. Da che epoca hai iniziato a lavorare per la Mediterranea Mobili? Ma da quando l'azienda è nata. Cioè? Beh, dal 1900, quando è nata l'azienda, nel 60-62, quando è nata l'azienda Mediterranea Mobile, sono dei soci. Signor Pappalato, lei sa se la Mediterranea Mobile o la società che poi si è succeduta formalmente con una nuova denominazione ha subito richieste di natura estorsiva? Non ho capito bene. Sa se sono state fatte richieste di natura estorsiva o atti di intimidazione in danno della Mediterranea Mobili? Sì, a suo tempo sì, verso l'86-87 c'è stato questo po' di estorsione allora. E ci può dire cosa avvenne più o meno? Ma ovviamente che ci sono state delle minacce. Fatte come? Ma minacce per telefono più che altro, solo per telefono. Che tipo di minacce erano? Io non le ho ascoltate perché le minacce avvenivano non in fabbrica, ma avvenivano nel negozio. Nel negozio? In fabbrica no. E come ha saputo che c'erano queste minacce? Perché la società si riuniva ogni 15-20 giorni e si metteva appunto la situazione di quello che succedeva nell'azienda. Chi sapeva di queste minacce? Ma queste minacce le sapeva l'allora socio e presidente signor Teodoro. Dunque, ci può indicare le persone che erano a conoscenza di queste minacce? Chi erano i soci che erano a conoscenza? Erano i soci, tutti i soci eravamo a conoscenza, sì, per detto del signor Teodoro, che ricevevano queste minacce in negozio. E allora se ci può dire i soci chi erano? Tutti i soci nostri, il signor Grimaldi, il signor Teodoro. Di Mauro come? Di Mauro Giuseppe. Poi? E Di Mauro Sebastiano adesso non c'è più, è fuori. All'epoca c'era. E poi chi erano gli altri? Il signor Grimaldi. Signor Grimaldi. Allora c'era anche un certo signor Coppola che adesso non c'è più, e non c'è più perché è andato via. Poi c'era un certo signor Celano che poi poveretto è morto. Dopo una vecchia storia dell'azienda. E fu il Teodoro a portare a conoscenza di tutti queste minacce, mi pare che abbia detto. Sì, da allora c'erano state queste minacce che poi sono... La società come decise di comportarsi? Ma come si comportava? Come si comportano purtroppo tutte le società? Quando succede, c'è la minaccia, c'è la paura, allora si è deciso di pagare sta gente e via, e soccombere quello che purtroppo dunque, oggi sappiamo. Lei sa chi si occupò, ci fu una contrattazione, a lei risulta ci fu una contrattazione con queste persone che volevano il denaro? No, io veramente non ho mai partecipato a queste contrattazioni. Sì, ma ha saputo che c'erano state? Sapeva che c'erano state, certo. Sa chi contrattava con gli estortori? Allora contrattava, penso telefonicamente, il signor Teodoro, e aveva questo sgradito compito di contrattare. Ci fu poi un accordo preso, le risulta che se ci fu un accordo? Sì, poi ci fu un accordo di pagare una certa somma al mese e si continuò a pagare. E chi è che raggiunse questo accordo concretamente? Non lo saprei dire. Sa come avveniva il pagamento? Sì, il pagamento avveniva ogni mese, mensilmente, ogni mese. Conosce le modalità del pagamento? Cioè come avveniva il pagamento? Dove, il luogo, chi provvedeva? Ma di solito allora la sede della Mediterranea Mobile era alla Playa, alla zona industriale, e quindi venivano ad escuotere questa somma alla zona industriale, da gente, sì. Questo dall'87-88? Questo sin dall'86 quando sono incominciate tutte queste cose. E chi provvedeva materialmente alla consegna, lo sa? Alla consegna del denaro, quando questa gente veniva, era il signor Teodoro allora che dava queste soldi a questi signori. Fino a che epoca se ne è occupato il signor Teodoro? Ma fino a quando lui era presidente dell'azienda. Cioè ci può dire l'anno? Sino al 91. 91 nei primi 92, più o meno. Successivamente finirono questi pagamenti? Dopo il 91? Sì, dopo nel 92, sì, e questi pagamenti sono avvenuti, sono continuati. Ah, sono continuati? Sono continuati ad avvenire, sì. E il signor Teodoro era sempre presente? No, non c'era più, il signor Teodoro non c'era più. E chi provvedeva a... E questo sgradito computo, allora i soci l'hanno passato a me, perché sta gente veniva nella zona industriale, erano abituati a venire sempre lì.
E questo compito, e allora ci può dire esattamente, è dal 92 che se ne è occupato lei? Sì, sino a... Dagli inizi del 92? Dagli inizi dall'inizio del 92 circa. E fino a che epoca se ne è occupato? Ma sino alla fine del 94, fin quando sta gente poi non si è fatta più vedere. E questa gente erano sempre le stesse persone? No, assolutamente no. Sempre persone... Quante persone si sono succedute che lei ha visto? Ma molte, 4-5 persone almeno, non venivano mai sempre le stesse persone. Ma venivano a 1, a 2 o tutti assieme? Non saprei, perché loro suonavano alla porta, l'impiegata ci apriva. Ed era lei stesso a consegnare materialmente? Ero io stesso, scendevo la scala e davo e via. E cosa dava esattamente? 3 milioni. E così erano soldi liquidi? Questi erano stati già gli accordi precedentemente. E li consegnava contenuti in una busta oppure li consegnava? No, così, manualmente le davo così. Ah, glieli contava? Oppure... No, assolutamente. E venivano puntualmente ogni mese? Ogni mese, sì. Ci può dare la descrizione della prima persona che ebbe a incontrare? Guarda, fisicamente non le conosco perché erano in tanti che venivano. Lei ha detto 4-5, no? Deve essere, sì, quindi non può... Chiedo scusa, forse mi sono distratto. Fino a che epoca lei ha corrisposto questi... Sino a fine del 94. Fino al fine del 94, dicembre 94? Del 94, dicembre 94. No, da quel momento in poi... Non si sono più fatti vedere. Allora, chi si presentò nel dicembre del 94 per prelevare quella somma? Chi si presentò? L'ultimo? Sì. Uno dei tanti, era un giovane alto. Alto quanto? Alto quanto? Più o meno un 170, più persino appena di me. 1,70 m? Circa, sì, circa. Che età più o meno? Ma più o meno era giovanile, sui 35 anni. 35 anni. L'ultimo che si è presentato così... E i capelli? Che colore li aveva? No, non l'ho visto perché purtroppo, veda, l'ufficietto, siccome per motivi di paura, l'ufficetto sotto l'abbiamo chiuso e l'ufficio era sopra, no? Quindi quando si apriva questo portoncino sotto la scala era semibuia, quindi si apriva il portoncino e veniva la luce contro lume, quindi io il massimo che potevo fare è quello di darle dei soldi e farlo andare via per non avere molto contatto con questa gente, quindi in faccia personalmente non si poteva distinguere, a meno Quindi in pratica questa persona era venuta altre volte, quest'ultimo giovane, questa persona giovanile? No, penso di no, ma con precisione non lo saprei dire, se sarebbe venuto altre volte non lo saprei dire. C'erano delle persone che erano venute più spesso di quelle che lei ha incontrato? Cioè c'erano delle persone che venivano più frequentemente rispetto? Non lo so perché di solito venivano in macchina, no? La macchina stava fuori, se erano 1 o 2, non so. No, quella al quale lei consegnava il denaro. Una, sempre una. Perfetto. Era sempre una, cioè sempre una persona entrava sempre una persona. Perfetto. Ora, è capitato alle persone che lei ebbe a incontrare per la consegna del denaro che una di queste persone sia venuta più frequentemente rispetto alle altre? Siamo dal 92 fino al dicembre 94, quindi... Sì, qualche volta sì, c'era sempre un giovane che più o meno veniva, ma non di frequente, che a volte, perché vede, era difficile poter vedere, perché una volta si vestivano in una maniera, una volta erano vestiti elegante, una volta vestiti di lavoro, una volta erano con la barba, una volta senza barba, non barba finta, mi capisca, barba non male, ecco. Sì, ecco, che lei ricordi, ci può dare una descrizione della persona che veniva più frequentemente? L'ho detto, a volte veniva uno, mi ricordo, sui 50 anni, c'è un periodo di tempo che sarà venuto 2 o 3 volte. E lo sai come si chiamava questa persona di nome? No, non si facevano, non dicevano mai il nome. Non ha mai saputo, questa persona di 50 anni, la può descrivere? Ma è una persona un po' tacchiata, diciamo. Robusta, molto robusta però. Che altezza? Un po' grassa, un po' grossetto. Che altezza? Ma la testa 1,65, 1,63, non è che posso stabilire l'altezza che aveva. Vabbè, io non le chiedo con precisione stabilire, signor Pappalardo. Un'altezza normale, di un uomo normale, sui 160, 165 così. Ho capito. A occhio e croce, non... Capelli? Capelli? No, non lo ricordo. No. Non lo ricorda? No. Colorito? Nemmeno. Con barba sì.
che aveva la barba, non lunga la barba, sempre con la barba, mai era pulito, vestito. Lei non ha mai saputo dal signor Teodoro qualche notizia sull'identità, sul nome delle persone che si dovevano succedere per il pagamento? No, perché io mi occupavo molto della lavorazione del mobile, quindi non mi interessavo di queste cose amministrativamente. Quando invece ai pagamenti era addetto il signor Teodoro, lei ha mai visto qualcuno delle persone che andava a ritirare il denaro? Che il signor Teodoro lo dava... Quando era ancora presente il signor Teodoro? No, non l'ho mai visto, no. Non ho mai visto. Lei ricorda se qualcuna di queste persone che venivano a riscuotere di nome si chiamasse Franco? Mi ricordo in aria così che quando c'è stata la trattativa c'era questo nome Franco in giro. E da chi l'aveva sentito fare questo nome? Ma l'ho sentito, si parlava del signor Teodoro, che sentivo c'era questa trattativa che a questo Franco si interessava quando c'è stata la prima volta l'estorsione, poi non l'ho sentito più. Signor Pappalardo, esattamente quando avete iniziato a pagare? Epoca? Credo nell'86-87. Era estate, inverno? Dunque, mi pare che era verso la primavera, mi pare perché aprile, maggio, come si fa a ricordare queste piccole particolari, insomma non è che... Era primavera? Primavera dell'80. Penso, sì, mi pare che era verso aprile, così. E avete denunciato queste richieste di denaro ai carabinieri e alla polizia? Dunque, a quel tempo si pensava di fare la denuncia, ma poi mi pare che la società, molti soci, avevano avuto paura perché potevano avere delle minacce, vero, di questa gente, e allora mi pare che si è pensato di non fare denunzia. Lei ha... Non mi ricordo bene, ma mi pare di no. Lei ha figli? Sì. Signor... Quanti figli ha? Due. Lavorano nell'azienda? Dunque, uno adesso lavora nell'azienda, l'altra si è laureata quest'anno, l'anno scorso, e è disoccupata. Ma la prima volta che lei ha consegnato il denaro, come ha fatto a sapere che le persone che si presentavano a lei erano quelle stesse contattate che avevano contattato il signor Teodoro? Cioè, come è avvenuta questa presentazione? No, scusi, non ho detto che erano le stesse persone che avevano contattato, ho detto semplicemente che questa era stata una cosa come avvenne in automatico. Ecco, ma in automatico cosa significa? Che viene Picco Pallino alla Mediterraneo Mobile e lei per sì e per no gli dà i soldi? No, non veniva Picco Pallino, perché lei mi insegna che questa gente sa riconoscere in maniera molto incisiva. E come si Siamo noi, gli amici, questo era il dato di fatto. E quindi sapevo che era questa gente che veniva a ma dico, il signor... non sono mai andate oltre fuori queste norme. Ecco, ma il signor Teodoro, nel lasciare l'incarico, le ha lasciato un po' le consegne, le ha detto fisicamente chi era quello che veniva? No. Non le ha dato nessuna indicazione? No, non mi ha dato nessuna indicazione, perché siccome quando il signor Teodoro se n'è andato non è stata una decisione molto felice tra di noi per motivi interni, quindi ci siamo lasciati un po' freddi, diciamo, ecco, non c'è stata, ma era una consegna risaputa che si doveva pagare questa somma. Ecco, ma questo incarico affidato a lei questo mi è stato affidato... Mi dica. Aspetta. Ecco, questo incarico le venne affidato quando ancora il signor Teodoro era in servizio, oppure il signor Teodoro era già andato in pensione? Dunque, è stato
negli ultimi 2 mesi, prima che il signor Teodoro se ne andasse, la società ha deciso, visto che il signor Teodoro doveva andare via, di affidarmi a me questo incarico. E il signor Teodoro non le ha detto nulla, si presenta Tizio, si presenta Caio. No, non ne abbiamo parlato. No. E lei sostanzialmente dal momento in cui è iniziato, quante volte ha consegnato denaro? Quante volte è capitato nel corso di questi anni, mensilmente? Ogni mese. Ogni mese a partire da quando? Ma io l'ho detto, dai primi mesi di gennaio del 92. Dai primi mesi del gennaio del 92. Adesso non mi ricordo se è stato... Quindi 92, 93, 94, 12 per 3. Più o meno. Cioè lei ha consegnato il denaro 36 volte più o meno. Sì. E in queste 36 volte che ha consegnato il denaro non riesce a dare la descrizione di una sola persona alla quale ha consegnato il denaro. No, l'ho detto, no. Venivano diverse persone, deve essere statura e deve essere altezza, quindi non... Lei, dico, in queste 36 volte che ha consegnato il denaro non riesce a dare una descrizione. Vi ho detto quello che vi ho detto poc'anzi, a volte viene qualcuno tacchiato e grosso. Però lei ha detto, se non ricordo male, ha detto che erano 4 o 5 le persone che ha visto. Sì. Quindi in queste 36 volte, dico, se facciamo una media, queste persone le avrà viste 8, 10 volte, 7 volte e non ricorda nulla di queste persone. No, ho detto io erano dei giovani, a volte erano giovani, a volte erano meno giovani. Ma erano sempre 5 o 6. 5 6 e non riesce a dare una descrizione. A volte scomparivano, a volte comparivano nuovamente, a volte non si facevano vedere, ecco, più o meno. Ok. Lei sa dire alla Corte chi era il responsabile del locale che si trova ad Ognina, cioè ad Ognina vi è una filiale, non ho capito bene, un altro centro della Mediterranea Mobile? Sì, quella è una succursale della Mediterranea Mobile. Ecco. E all'epoca dei fatti, all'epoca diciamo, lei mi pare che ha detto primavera 86-87, sì. Dall'86-87 lei ricorda chi era il responsabile, il direttore, non so come chiamarlo, del locale di Ognina? No, perché lì c'erano 2 impiegati che erano abbastanza capaci di dico, qualcheduno che si assumesse la responsabilità rispetto agli impiegati ci doveva essere. Ecco, ce lo volete indicare come si chiama? C'era allora, anche come tuttora, c'è il signor De Mauro che di tanto in tanto la sera va in questo... Di Mauro chi? Di Mauro Giuseppe. Di Mauro Giuseppe, uno dei proprietari? Uno dei suoi, ogni tanto andava e va tuttora nel negozio, va al negozio per vedere come vanno le cose. Che andava? Andava al negozio per vedere la gestione come andava, se si vendeva, quello che c'era ciò che gli impiegati, praticamente cosa fa un proprietario giusto di un negozio quando la sera o nel pomeriggio va a vedere nel negozio come vanno le cose, tramite gli impiegati. Lei conosce Enzo Santapaola, ha sentito parlare di Enzo Santapaola? I giornali l'ho sempre letto, ma non come cliente della... Assolutamente. Assolutamente. Signor Pappalardo, nel periodo in cui è stato oggi all'udienza, dopo l'udienza, appartato dall'altra parte, sì. Ha avuto modo di commentare con il signor Teodoro l'esito dell'esame cui il signor Teodoro è stato sottoposto, l'esito della ricognizione? No. È sicuro? Io sono dall'altra parte, il signor Teodoro è stato qua, non lo so. No, dico durante le pause, quando il signor Teodoro è entrato nella sala, lei gli ha chiesto com'è andata, cosa ti hanno chiesto? No. È sicuro? No, perché non mi è venuto, perché c'era la forza pubblica lì che continuamente... Le sto chiedendo no. Se lei ha fatto domande al... Se aveva avuto tempo gliel'avrei detto. Se avesse avuto tempo disponibile gliel'avrei chiesto. Il tempo c'è stata una pausa lunga. No, non c'era perché se ci vedono confessare i militari dall'altra parte non vogliono, quindi sono stato al mio posto. Ho capito. Per correttezza. Per correttezza. Non ho altre domande, grazie. C'è controesame? Può andare, signor Pappalardo. Io vorrei il signor Teodoro per un'ultima battuta e poi...
Bene, non ci sono altri, no, stia attento signore. Quindi viene richiamato il test Teodoro. Signor Teodoro, questa volta sono io che l'ho fatta richiamare perché ho qualche perplessità in ordine alla testimonianza che ha reso. Lei ci deve scusare, facciamo andare e venire, ma purtroppo ci troviamo in questa situazione. Lei si trova in questo grattacapo, noi non ci possiamo fare niente. Ora io le volevo chiedere una cosa, riflettendo. Nella sua deposizione c'è un punto che a me personalmente non mi persuade. In punto di trattativa, lei sente queste telefonate, ne ha avuta qualcuna anche a casa, mi pare, altre gliele riferiscono i soci, mi pare di aver sentito così, ha detto così lei. Al telefono si accorge che sono una o due persone diverse che telefonano? Non riesco a distinguere la voce, se no. Sono una... se è la stessa persona, se è sempre una persona che se telefona, è camuffata, non riesco a distinguere la voce se è la stessa persona o se è camuffata, non glielo so dire, signor Presidente. Quindi non sa essere preciso se si tratta della stessa persona oppure di persone diverse. Ma lei pensa ha pensato che si potesse trattare anche della stessa persona, che talvolta si camuffava la voce per far apparire che era persona diversa? Potrebbe darsi. Quindi lei ha recepito, quindi ha recepito più di una voce, diciamo così. Sì. Ha recepito più di una voce. Ha pensato che si trattasse di malavitoso così, o ha pensato che ci fosse dietro questa voce ci fosse qualcosa di più sostanzioso, di malavita organizzata, insomma, di quello che pratica il racket, l'estorsione? Inizialmente l'abbiamo presa come uno scherzo, poi pian piano la cosa incalzavano, ci siamo resi conto che poteva essere una cosa di gente organizzata. Una cosa di gente, perfetto. Fa sta trattativa con questo Franco, lei ha detto a un certo punto, dice verrà Franco, si presenterà Franco. Quando ho fatto la trattativa non lo sapevo che si chiamava Franco, la trattativa l'ho fatta per telefono. Sì, e a un certo punto l'hanno detto verrà Franco. Esatto. E si presenta uno a lei e dice io sono Franco, quello ha detto sono quello della telefonata oppure niente, così io sono Franco e basta. No, sono Franco e basta. Ora, sia o al telefono o quando lei ha avuto questo contatto personale, lei non ha chiesto delle garanzie. Questa è la domanda, tutto il preambolo andava a parare su questo fatto che a me personalmente non mi persuade. Perché? Perché si poteva presentare uno qualunque, lei gli dava 3 milioni e poi potevano continuare le telefonate, gli attentati, insomma. Quali elementi lei aveva a disposizione per dire che questo Franco che veniva a esigere era l'emissario di quell'organizzazione che lei ha sospettato ci fosse dietro il telefonista? Mi sono spiegato? Sì. Lei riconosce che è poco chiaro su questo punto? Poteva succedere, ma il primo mese si poteva presentare, poi il secondo mese se ne poteva presentare un altro. Non riusciva a incassare. Se ne poteva presentare un altro e lei continuava a pagare 3 milioni a chi che sia. No. Vabbè. Quindi lei non condivide la mia perplessità. No, la condivido. E non mi sa dare nessuna spiegazione. Posso ammettere che c'è stata un po' di leggerezza da parte mia, ma il primo mese poteva fare la truffa. Va bene, può andare. Presidente, solo una domanda. Parla più. Solo una domanda è possibile? Dobbiamo riprendere su questo tema. Solo una domanda. Signor, come si chiama? Signor Teodoro. Ecco, signor Teodoro,
Durante le pause dell'udienza ha avuto modo di commentare, dopo che è stato interrogato, dopo l'esito della ricognizione, ha avuto modo di commentare con il signor Pappalardo l'esito di questo interrogatorio, l'esito della ricognizione personale? Mi scusi, signor Presidente. Con me stesso. Mi scusi, signor Presidente. C'è opposizione, non vedo che rilevanza abbia ai fini dell'indagine che stiamo conducendo. Avvocato, la rilevanza ce l'ha. Una rilevanza diversa, si rigetta l'opposizione, può rispondere sinceramente, signor Teodoro, perché qui non c'è niente da... Per rispondere sulla domanda. Sì, può rispondere nei termini più sinceri, No, non deve avere preoccupazioni. No, lui era nella stanza dei testi e io ero da questo lato in attesa che la signora mi chiamasse. Quindi non ha parlato? No. Vabbè, grazie. Prego. Signor Presidente, l'Ufficio del Pubblico Ministero chiede la trasmissione del verbale dell'udienza odierna al proprio ufficio. Lei può andare, signor Teodoro, definitivamente. A lei. Signor Presidente, C'è l'autorizzazione, noi possiamo dare, perché i verbali sono pubblici, chiunque ne può chiedere, delle parti ne può chiedere copia. in copia autentica, signor Presidente. Sì, signora, c'è l'autorizzazione, posso dare la copia. Signor Presidente, l'Ufficio del Pubblico Ministero chiede altresì l'ammissione dei seguenti testi che risultano dalle indicazioni fatte da alcuni altri testi sentiti alla udienza odierna e chiede l'ammissione dei seguenti testi di Stefano Filippo, Vecchio Maria, Fichera Armando e Fronterrè Francesco. Chiaramente l'articolato è quello già indicato in merito alle estorsioni subite dall'Automotori, dalla Cisauto e per quanto riguarda il Fichera Armando e il Fronterrè Francesco in merito all'estorsione della ditta Venuto Fronterrè e al furto dell'auto che ad avviso Sono osservazioni? Chiedo scusa Presidente, che ad avviso dell'accusa costituisce un elemento di riscontro per la prospettiva accusatoria. Quindi la Corte ammette la testimonianza e autorizza la citazione per l'udienza prossima di venerdì? Venerdì, vabbè, in aggiunta agli altri testi. E allora a questo punto ci aggiorniamo a venerdì mattina, ore 9:30 e seguenti. Venerdì sarebbe giorno 1 o sbaglio? Signori, buonasera.